Buonasera a tutti. Cominciamo questa serata. L'abbiamo cominciata in Oghe, Bernardo, la acabbiamo veniamo un paraboi. Ormai siamo di famiglia, che siamo bene già 3 volte a concorso e siamo molto contenti. E queremo usare bene questa serata come si fa chiamare. Questa è una bella festa che queremo dedicare e come fundi si affetta antica cominciano con questo tombarino e tanto lo sapete da conca di chiamare uno vicino che è De Ossi e si chiama Nicola Fancello, che diciamo bene Nicola. Un applauso a Nicola. Nicola gli domanda se tutto con il tombarino una dama sul sito. In antichità diciamo sì, quindi è nato qua a Ossi e poi i sassaresi l'hanno portato nella loro festa, però inizialmente arrivavano da Ossi. Bene, come ascoltiamo sul tombarino di Nicola Fancello. Grazie Nicola Fancello. Nicola lo dovevamo ascoltare la voce, non si danno fare compagnia e queria narrare una cosa, come quando si vede questa tradizione, se no pensate sono candeleri venivano a Ossi e a Trabida a chiccare dal tombarino o accompagnare i candeleri, come siamo noi che devono giocare a tattera a chiccare dal tombarino, cavo un peggio questa tradizione e si cola in guarda in paradiso in tattari e si prende questa moda che si sono arrivati in Ossi e poi questo che l'abbiamo chiamato Nicola. Bene, andiamo adelante, cominciamo questa serata.
e lo presento a Massimo Meloni e a Gianni Spano che lo cantano l'opera Cantone. Ok, ciao a tutti, ben ritrovati. Cominciamo con questa canzone qua che vogliamo fare un omaggio a un nostro amico, un nostro poeta collaboratore che se n'è andato pochi giorni fa, lasciando tutti con un certo scontento. A Mauro Fenu, dedichiamo questa canzone a Mauro Fenu. Facciamo anche un bel applauso, sperando che il stato produttore dei poeti e degli artisti da lassù ci manda qualche buona stella, insomma. Che tra l'altro poi volevo ricordare che ci aveva ad Ardara, ci aveva avvicinato l'ultima volta, anzi Massimo non c'era e io ero solo perché Massimo aveva avuto problemi, aveva avuto alcune cose in famiglia, e mi aveva dato un testo, ha detto se vi viene bene a musicarlo. Non l'abbiamo fatto in tempo purtroppo di musicargli questo testo, però spero di poterlo fare, lo potremo fare prima possibile e di farlo sentire ai familiari, a tutti noi, a tutti voi. Comunque cominciamo con questa canzone che speriamo sia di buon auspicio per un 2024 migliore, se non altro almeno limitare i femminicidi che ne abbiamo fin sopra le scatole e tutto quanto questo male che sperando che la Meremanna se lo porti via. Vale
questa meremana, questa primavera, questa ondata di cose buone, no? Sia una cosa che soffi via tutto il male e la negatività. Allora facciamo il secondo pezzo, facciamo un pezzo che abbiamo già preparato, già fatto, si chiama Susurighe Malaitu e questo è un test. E questo è un test. Oh, se non altro ci serve uno scopo, quello di risparmiare soldi per non comprare toppicidi, mazze nere. Usiamo questa canzone, la mettiamo nello stereo. È scappa, bravo. Vai. Susurighe, Malaitu.
Gardenia, Villa Gardenia, Villa Gardenia, Villa Gardenia. Grazie a Gianni Spano e a Massimo Meloni di Comodi via Nadotto, ci va a spiegare, preparano un microfono, poi sono poete, e il momento della poesia come la poesia l'abbiamo divisa, che sono 9 poesie, 9 poete, l'abbiamo divisa in due gruppi e chiamiamo, cominciando dal primo gruppo e chiamiamo a Gavino Arca di Codronzano. Un applauso a Gavino. Saluto a tutti. È ben rapido, come ormai siamo da Roma, no? L'altra via, vamos a istantanea, non viene nessuno. Ancora no. Tanto ho preparato una poesia, ne avrò più proprio stasera o se non si va. Su 23 del suo mese Natale, torna Sadomo de sus ancianos e bondeato un saludo cordiale. Mi contento che vos agatto sanos, dai gando que fías, última ia alegro soquende nosas manos. Rosa bella serada e poesía, traballos, cánticos e sonos, ponzende vos en coros, alegría. Non vos batimos nois tantos donos, ma un sacco de afecto e simpatía che nobilita sos coros pius bonos. A uno abbracciare poscheria, caído in voi si un babbo, una mamma, frate o sorre, uno zio o una zia. Vos auguro da coro in tanta brama che gustar festas passeda serenos, festende su figlio da eterna mama. Vos fattos os augurios pius o menos, no conosquedas tristura ne afannos, e si quedas in su tempus que na frenos, gozende vosa vida a largos annos. Grazie. Bravo Gavino della poesia. Poi vediamo a Giuseppe Cuvetto. Giuseppe Cuvetto è un poeta che ha inventato la simbolo dei Ossi. Un applauso a Giuseppe. Buonasera a tutti. Savore de Natale. Ogni anno facciamo savore de Natale. Minore se l'anno lo facciamo. Accettiamo con felicità e contentezza l'arrivo del suo Natale. So piccino, minore se l'anno, fa che ne savore, commenti ne da bene. L'importante è che lo fate. Savore adobato a festa, con sapparla a filo dorato e argentato, e sa luce accesa, dona un asamento più umano che sa festa del suo santo Natale e sa rifende. Ci auguro a voi tutti di passare questa festa in allegria, contentezza e pace, in ogni coro vostro. Ci auguro di stare per l'eternità, di stare bene, in compagnia e in salute, vos assistete. Auguri osmano a tutti voi. Grazie. Bravo Giuseppe. E come tocca da Pierino di Villa di Codronzano. Buonasera a tutti. Io pure come Gavino che sono di pesce a borsa, sai no? Devo dire borsa, sai, ha fatto una, sicuramente me ne dimenticato, ma ha fatto una poesia di Alzheimer. Siamo andati a subito, dai. Alzheimer, siamo andati a subito, 11 giorni che passa con una cosa in mano che non riesco più a mentare. Sicuro che la monzo in cui la cattare e non ammento cisura o sotto rubato. Alzheimer, inteso che da tutto chiamato, che ha un M ti razzica sul cervello. Non vai da colori, se è bianco nieddo, che un re taisce un zitto governato. Il studente lo può bellare in su un intreno e non solo in Italia. De malattia se ne gasta donzenia e bene il cane scomincia a investire. Prome guru, passando su dentro che di me ne lo so su momento. Si dimentico, pedimilo con gentilezza, colpa non tenzo, ma deve sai stessa. Bravo Pierino. E
chiama Domenico Ungresi, pronto da cantare. Domenico, la saprà? Poi ti chiediamo noi, Buonasera a tutti. Buon verso per Baja Natale. Vedo che sul clima è cuscio. Io sono bambino, sono 2 anni, che hanno condotto l'amoroso evento, ma sul mondo non hanno giambato pannoso. Quando 2 a te uno schimento, fino in sbuglio tutta questa umanità, e io non vedo un cambiamento, tanto su frate più contro su frate, e io questo clima non che fuori in tutta questa ingrata umanità. Ha pregato con un po' che sono ora a paga e sono di buona volontà, però inteso che non stanno ancora. Non c'è rispetto e non c'è libertà, ecco voi tenaci che non sono attritto e si guerra con facilità. Quando viene negato sul diritto, intra l'umanità in abolotto e sono buono, viene sconfitto. Tu hai pregato paga a tutti, sono giovani di buona volontà, ma sono carros armato, posto in motto. E come si intra l'umanità è sospesa a queste armi nucleari senza per una possibilità. Un inquinamento di questi mari, di questa terra, piana e montagna, che vanno in terra sono mezzo a stare. auguriamo sempre il bambino. Ehi, somine vina intro essas entranhas e corrompido de odio profundo che compagnano ada e ne compagnas. Pensa bidue a salvare il mondo, già ha pensato un attimo una ossa a bettare sul semine fecondo. Fa che tutto diano sa disossa a sa tremenda idea bellicosa che in questa preghiera è la cosa. Quest'era corrente è mostruosa, un ubuntu e persone prepotenti che erano mandare in ogni cosa. A sa legge umana sono assenti, inquinente, sono inverso in treu, senza ripeto, posso innocenti. Surdo sovvina sa legge di Dio, in chicca de fama in terra e lode, sono innocenti lo bucchino a re. Non si schidi si riusa. Non si più umano Erode, su che ha fatto guire in Egitto su bambino sa mamma e su custode. Come tutto il mondo è in conflitto, non si schede più su it da pensare, pensa due, Dio su benedetto, a noi sì, non resta solo da pregare. Grazie Lorenzo. E come chiamo Annalisa Cadeddu, che legge una poesia di una poetessa di corsi mancata. Buonasera a tutti. Stasera vorrei recitare questa poesia di Adele Alba Maras, Susero meu, che la vorrei dedicare a mio padre. Susero meu, fala Susero, e penso a Susero meu facca, atteso, chi è l'ischini? Da chi ha bene fala di mente, questo serve trilo che non muove forza. Fala, questo respiro tedio, questa serenità di chi ascoltende, e mi è incantata, s'ultima luce che resta del sole appena guado, e abbaida questa luce che sagare dentro. Chi si presenta improvvisa, che sa ti fa che ti moria, ne zende, bene, e su zero dou, ed io tranquillo, di vorro mano che abbaffo. Grazie. Vorrei aggiungere 2 parole in memoria di Adele Alba Maras per ricordare che il vero poeta si ricorda dal cuore e dall'anima.
proprio come lo era lei. Grazie, buona serata a tutti e buon Natale. Grazie. Un saluto di auguro, poi sei salutato, so che non sei entrata, cominciamo direttamente Mario e sono sempre contenta di essere in noi con Boisi, un paraboisi, pure per il Natale, e provate il Natale meda a vendere pure. Come ho convinto, torniamo su questa musica sul gruppo Turritano, che è composto da Maria Rosaria Sanna, Pinuccio Secchi, Costantino De Logu e Luciano Arrio. Prego. Allora, iniziamo. Buonasera a tutti innanzitutto. Noi siamo un gruppo di Porto Torres che vuole allietare questa serata con dei brani da tutte le parti d'Italia, nonché della Sardegna. Va bene? Che ci divertiamo. Ok, allora, il primo, noi partiamo da Napoli. Quando mamma te l'ha fatta. Vos sapete come facete, vos sapete
poesia. Convido a recitare a Gavino Mura De Ossi. Prego Gavino. Buonasera a tutti. Questa poesia è sul sonente sa campana, propongo il saccono sull'allegria e congenia. Certa con nostra signanetta, casa cattolica deglia, Rosale Maria, per curare non ingiustizia e malizia. Pinza da continente sulla difende, la gente tosta su più sul componente. E tanta gente su buon Natale a corrente. Fratelli non giri sa carriera del piatto, mi abito che stamattina sulla campana si è illuminata. Sa gioia regna di ogni famiglia zenia, in compagnia senza malaria, caghere, dai, sul Signore e via. Amo sa conosci per silenzio della guerra, speriamo che il futuro deve essere virale e fare più sicuro. Speriamo che giudichiamo sul passato non sia mai riuso combinato e fosse il mezzo di essere dimenticato. E finito. Gardino. Come convido a recitare a Giovanni Villa De Bitti. Prego Giovanni. Buongiorno a tutti. Io prima di lei che sa poesia posso anche un augurio particolare. Queste curso che si nascita da un nenneddo in prima tendonzi coro amore vero che possa servire a messare benestare, a messare amistate, che sa scale se potremmo rendere questo monumento che hanno veramente bisogno. Auguri a tutti, Tanno. Auguri a tutti. Con i bili sa sala sapolare, prena bili su sacco di amore, sorranchi d'ores, pottano indurcare a chi è sofferente sti dolore, a che maniera pottano a donare, zapacche, sa salute e buon umore, a che maniera pottano lasciare in donzi coro, dritto su calore. Gesù in custodia tua santa, tu restano accanto tan precato, giacente, la contenta è stata canta, non nell'essere mancuno dimenticato, a tutto, nell'istò che ti innanta, del suo capo che ancora augurato. Grazie. Bravo Giovanni, grazie. Come convido a recitare a Giosuè Sanna. Prego. Perché qualcosa non funziona. I segni della vecchiaia stanno arrivando. Comunque niente, non volevo mancare a questo appuntamento e portare un po' di serenità a questa gente che è meno fortunata di noi, per dire, no? E ne so qualcosa dei miei familiari e so cosa vuol dire. La poesia che vi presento è appunto Saludos de Goro. In custodia de veste armonia, sa gente de buon umore sunt torradas. Tutto uno sunt diventadas, che incanto es torrados amore e sa poesia. Frimados sunt por un momento sos dolores e afannos, e tutto minores e manos a nos abbracciare con un coro contento. Ma non sempre esa provvidenza è clemente, qualcuno è imparato tristino e solo, condannato dal suo destino che è nato dai coro che il suo donare uno presente. Ispirato mi so questo manzano, a questo bezzito queria salutare, tanta serenità e amore che il suo curare, con un abbraccio umano e un'estrinta in mano. Meschino, qualcuno perdito a intelletto,
e che qualcuno non può camminare. Una mano non si deve gettare con un carigno e portare il rispetto. Non va mezzo gioia di questo momento, canto decoro e stringo questa mano, luminosa che sole di manzano, vide sta cara di un pezzetto contento. In questa passeggiata che è sta vita, nessuno ischi commente su cammino. Con me d'augurioso, posanaschi da Gesù divino, ancora in mano, vidosa di sterina. Grazie. Grazie Gesù. Come convido a recitare a Maria Lardu, che è di Ossi. Mari, pronti? Mari. Chiama l'altra. Buonasera a tutti. La mia poesia è sul Natale. Su belle su Natale, stare tutto un pare in famiglia, sosaguro cordiale, contentezza e allegria per questo tempo di attesa, bella gente e armonia. Caro Gesù bambino, una cosa ti posso narrare. Dai minore sei stato due pure birichino, una cosa Deo Gelzo, ponne paghe e unire sa famiglia, una stella il sughelo Deo Bonzo, un simbolo dei naschi dai profezia, sul vizzo Gesù bambino, e in sa culla riposa, piena de bazzebia, sa famiglia unita e piena di oro, brilla come il luce, su sentimento vivete intro su coro. Grazie. Grazie Maria. Come convido a recitare a Pinuccio Secchi. Prego Pinuccio. Si preparano intanto i cantatori a chitarra Pierfranco De Rudas e Pepe Luisi Pallamelone, che sono accompagnati alla chitarra da Andrea Piga. Arrangiarsi, fare un po' di tutto, suonare e recitare. Questa poesia io l'ho diciamo, poi adattata a una realtà di luce che scende sulla città. La mia città, Porto Torres, quindi leggermente bagnata dal mare, però diciamo che la notte di Natale è una magia luminosa per tutti. Gesù che è luce scende su tutti, in tutta la città, anche dove c'è tristezza. La reciterò in Porto Torrese, cioè in Sassarese, perché la notte di Natale in un angolo di carriera illuminato, la gente si è avviata anziché un re glorioso. Che bella notizia, un piccinello è nato, la grutta le ninnenti, la mamma con il pulso. E chi stanotte gianta, e la città è buggiosa, intristita da una vita povera d'amori, Lazzaro Cinascio, è una scena luminosa, tutta l'ora di meraviglia e tanti luguri. Una luce ne farendi, dallo zelo iscillato, gioiosa era Zedai, baciata da Romari. Ma lo sai una cosa? Lo sai valore è nato? Sì, uno di noi ha ripetuto Natale. E stanotte non per loco patrizura o fanno, si pensa più a ancora che a affari. Ringraziamo la Ciappazzi pure accanto a far festa questa notte di Natale. Auguremo a tutti un Natale buono e sincero, a ogni persona di chi sapete Zedai, a sempre lo cinascio, vai guardare in cielo, chi saluti potenti, che non si lascia mai. Grazie. Grazie Pinuccio. Come proseguiamo su zero uso canto a chitarra, accompagnato da Andrea Piga, cantano Pierfranco De Rudas e Pepe Luisi Pallamelone. Ciao. Buonasera a tutti. Sono abitanti di questa struttura che su bambino nascende
vuol dire a me da sanno, buon Natale e buona fortuna a tutti. Allora, giustamente cominceremo come al solito con un bellissimo canto in re. Presentandomi i cantanti che sono Peppe Luisi, cantautore di Peppe Luisi, e poi guarda caso stasera si esibisce per la prima volta con due voci in re questo ragazzo che è uno studente che stasera proprio a Villa Gardenia fa le sue prime voci e dedica a tutti gli abitanti di questa struttura. Allora cominceremo con un canto in re. Buon divertimento!
Da voi lo torniamo a ricordare. Io ringrazio Andrea Viga, Peppe Luisi su Paramelone che viene dai Bossa e su giovane un altro di Ossi che l'ha corteggiato 3 anni e poi la prima volta ha cantato la chitarra, stavo avuto la codoresa, e siamo meno contenti. Da poi Gio Maria Veda potete dare che dopo un attimo un altro applauso per il progetto. Andiamo avanti questa poesia e cominciamo torna con questo potronzaliso Gavino, Arca, ormai è di nuovo. Non si intende, dico. E tanto, questo è il sul Natale. Un Natale sincero, di amore, Lucia da in tutto il mondo, rosa gente, di cada colore. Questo bambino innocente e giocondo, ha bisognoso se disamparato le giambe su tempo, su infecundo. A giù e cuddos che emigrados lontano da sa terra natia, sa mano stende a sus carcerados. A chi è vatti penosa maladia, a chi è in un letto di ospedale, dorre in saluto e allegria. Triunfa sapà che fino a suo male cesse in suo mondo ogni guerra che in istinta è mano curiale. In monte, in barde e serra si intendono canti corde paghe o il fidente ogni umana con tierra. Sa disaura solo, con che sia anche bella, spari storia, si spera sempre forte che duraghe. Cessen sas prepotentes glorias de chi governa da un impero manioso de fanaticas glorias. Sia ad un Natale sincero, assendelo in serenidade, che il sanimo pulito e leggero, augurando buona sorte e amistate. Grazie. Grazie Carlino. E come ha successo Giuseppe Cubedo non leggere un'altra poesia. Sa fortuna e si fortuna, tutto male in giro rinnegato, titubante imperaia ne sinissa, il sapuro deluso malassato, appoito chiese sa matessi missa, sa mia pro tanto e l'idea fissa, che sa vita non so fortunato, devi imbagliare sempre acqua imperato, acqua pensato deve essere siccomissa, chicco di approfondire su un setto, a de notte a mangiano e a sero, sonachido e crecchido senza affetto, in anzianitate no acqua più si spera, acqua speso sa vita, per si rende su rigomo e su tutto sopra il dente. Grazie. Della poesia. E come chiamiamo Satiro Contravesameso, Pierino De Villa, di Suburu e De Dombi 9. Tanto questa poesia l'ho fatta in Sara avevo. A io a Villa Cardigna, però pure su Santo Natale a Subizzitto su. Tego Tronzano, vago e distante, un obbligo solo della vita mia, ma puoi stare in buona compagnia dai su Ascari Vigo e Savariante. O si m'appare come un ispanto, e deita di antica tradizione, con giovine di buona intenzione ed essere invasata non solvanto. Dopo belle spurre si basare, che hanno finito a morte di rivagliare. Sulle pose in paga puoi costare, in Bella Gardegna bene sa pistare. Belle sull'ugue, buona compagnia, con cantico, palitto e con poesia. E come chiamiamo da Domenico Moreso di Ossi, che non legge un'altra poesia. Una poesia lunghita ed è una poesia
inedita del Babbo, in un pezzo libero. Questa poesia fatta subito dopo questa guerra, che hanno alcuni rientrando sono prigionieri e viene a me che mi sono tornato pure. Una di Arsenio capita in un giornale con una fotografia mamma di un beauty e vi invito a riferire che alcuni de los habidos. È la titolata Chi è los habidos? Uno die a suo solito va scende in sta carrella il suo camposanto da campagna d'uomo ricorrente idee violente deve vivo un canto fido una die rizida e ventosa e lo traposaia ad ogni tanto l'idea una mirata curiosa cale ventore che quattro appinto contento e sarte sua gloriosa e distinguendo il suo abitudinto mi soffrimato che tento sorpresa vina chi mi sorrende convinto fico una parte del giornale stesa che trasportata la Iesuento quale foglio volante in dura impresa e che le alleato di presentimento fissesi con sorsoglio appuntito che chi è a su leggere sta attento vedesi tipo mai uno schidoso e sopra essa tragedia indicata vi vedi scritto che lo sabidos pensesi che Vicente inquadrava che a tale vista mandato indizio che videre mezza pagina illustrata fin dove chi sensato di uffizio che vinse terribile tempesta in scomparitos poi es armistizio e nesi morto o sono in festa s'appelle fatta a tutto o esagattana in recinto in cittade o in foresta e si sombioso come te lo trattano chissà se con la chiesa in mano lo sanno trattare lo maltrattano o lo ripetono che è italiano che conserva sonore del suo antico e lo leano provalso e tirano in uno tempus tenimis amigos tutto quanto sul regno del suo mondo o è diventato inimico e cimentato a odio profondo in eterna città capitale e odio implacabile profondo l'inarana che è fontana di ogni male e che stessa la causa di questa terra di tanto cataclisma mondiale e la gigantea con terra ancora di furore sta animata soprattutto da parte di questa terra Italia mamma infortunata di virtuoso sa terra è infusa di osso carne e sangue impastata prima virtù superba e robusta ma sa afflizione e fastidioso che sono un ente a consumare gusta non ne venivano neanche soffrizioso so che hanno mandato in fronte a duello un so più cuentoso martirizzoso vide de innocente su Marcello fa capettare sa mano sappiloso e scramare a su mano flagello sa barca a contrattio di filoso e ancora estordendo a trama forte e non ti muovi a troncare il filoso chiama dalla franca per sa morte so che non si né morto né bioso chi è tornare non tento sorte impianto si fa che ne pipioso e giocaroso non vide né sola di stanzare in olio sorrioso canto dai patria sono buona senza dare notizia sicura come ti sono e in sono una dimora ai tragica fine orrenda e dura. Bravo, grazie. Come deve leggere un'analisi al capito e da voi si prepara un gruppo torrentano. Questa poesia è di Pierino De Villa, il nostro poeta. Allora, è una poesia in italiano che è stata letta a Florinas. Questa poesia è fatta per quelle persone che si amano, ma che tengono nascosto il loro amore e soffrono come questo fiorellino. Il titolo, Fiorellino, come l'amore nascosto. O fiorellino nascosto in mezzo ai rami, la luna e il sol tu,
non puoi vedere le luminose giornate passate nere, di uscire dai rami che un giorno brami. La tua bellezza non ci può mostrare, né variopinti colori può sfoggiare. I tuoi fratelli sbocciavano e si fanno belli, ma tu non puoi, non sei tra quelli. So che soffri e lacrimando o sarai e il cuore infranto e dimorrai, le tue lacrime mai nessun vedrà, solo chi ti ama un giorno capirai. Grazie Annalisa. Come tornamos essa música? E convido ora sul gruppo turritano, composto sempre da Mario Rosaria Sanna, Lucio Secchi, Costantino De Loco e Luciano Arrio. Prego. Allora, ora andiamo a mangiarci in campagna una vera infazia di Sanremo. Chi lo dica dietro? Sapete cos'è lo Sanremo? Ah? No!
Ce ne andiamo in Messico? Ci volete venire in Messico? Allora facci sta, assinando che vogliono faccia di
facciamo un canto natalizio, così ci salutiamo. Va bene? Notte di Venus, notte di Venus. Sì, sì. Cominciare a questa legge delle 6 poesias e torno a convidare a Giovanni Villa De Pitti. Prego Giovanni. Buonasera a tutti. Intanto stiamo su un tema de augurioso che noi si tornano a casa vollego sus augurios de buon anno. Essi sa finitivo su 31 la sanno a mezzanotte solamente e su tristo e fino a su contento aspeanne si entrata e satiruno benzas in buon'ora cambiamento a che n'entrare buonas produzione las horas donzi casta e digiuno carrano se via mezzoramento va in buon'ora tu e hanno visto assunto di su tempo scolatto che collo sosanno spezzo pezzo benenni t'hanno nuovo e avveratto sì e su giudiziare che non resto di chi e chi non è già disizzato. Grazie Giovanni Villa. E convido a recitare a Giosuè Sanna. Prego Giosuè. Già la esettiamo con pasciscia. Io come sempre la vecchiaia sempre, comunque io non abbandono i vecchietti, un po' perché mi hanno un po' così, mi danno tenerezza, un po' anche un domani speriamo il più a lungo possibile
saremo anche noi, andiamo anche noi. Io in precauzione, tempo fa ho fatto una poesia, perché mi vedevo un domani è titolata Cominciare essa pegata. Se ci non mi sopra mi passare, cade aleno come pago pintata. Mezzo quando vedi tutto infalata, con sa gioventù a m'accompagnare. Ma era come su luna si impara scontata. Seguire a camminare è doloroso, puro con un coro ameno e generoso, a piano essa camminata. Sa volontà de mai mi mancata, seguendo antico mandamento, ma sa sforza sull'immancamento, tutto come est impiegata. Sa memoria non è medagliata, puro sa vista e s'intendimento, pago sicuro e s'orientamento, desandata e s'adoprata. Desa vita gusto e suo cammino, nessuno la può cambiare. Con costanza continua a camminare, soppicante e così speriamo mai bacculì. L'aras tutto bello e stimbezzare, ma l'essere vezzo è meraviglioso. Puro con sa zanca calcalleo, sa picata va de giumpare. A sa punta e spero debba arrivare, fatto appo un'altra pasata. Continuo e speranzoso sa camminata, piano piano, con saluto debba arrivare. Auguri a tutti. Grazie Giosuè. Come cupila recitaria Maria Largo de Ossi. Prego Maria. Sa mia è sempre dedicata a su Natale. Su Natale è il simbolo della famiglia. S'amore il suo depore e scalda su goro. Allegria, paga e contentesa per questo tempo di attesa della famiglia. Tabizza de biuso, chi bada un vostro boido e sa banca, sei tu e mamma mia. Mancato su pilastro di un manno, tu è preziosa rosa, bell'angolo. Solo due dai sughelo, ponnere amore, unire sa famiglia e pregare Deo a tie. Sa sala bolana e sa piuma vicino a mie, dai sughelo illumina su cammino mio e ista sa fianca a mie, tue famiglia, conchiglia e Deo ascoltende sul rumore su mare, a te mamma. Grazie Maria. Come dopo convidare a Pinuccio Secchi, prego. Come già in passato della fisarmonica. A proposito di vecchiaia e di anzianità, io ci sono in mezzo, perché io ancora spero di esserci ancora. E ho scritto questa poesia, lo vecchio, il vecchio, l'anziano, diciamo. E il nipote dice, il nipotino dice, vecchie sono le cose, si chiama anziano la persona, le vecchie sono le cose, quindi anziano. Un bel anni sono passati, già è vero, e l'età della vecchiaia è già arrivata, ma ancora sono con gli occhiali nella partita, ringraziate l'allenatore dello zero. La figura dello vecchio si vede da lontano. E che fosse, ti pare rimbambito, ma è ma fortuna aveva arrivato e prega che ognuno vive all'uomo e che abisamo. D'ognuno vecchio, dall'anno consumato, è come un registro tutto scritto, di cose buone e male che la sorte l'ha assegnato, ma raccontare a tutti con profitto. In ogni anziano si cura sempre il rammento di un pizzino minore, un giovanotto manco. Chi la vita ha affrontato ogni evento, passandose lo tempo in allegria e in affanno. Signorine e giovanotti spensierati, in questa vita che tanto lunga bari, canto invece soccorsi di chi soldati. Pensate di più al vecchio,
chi da egli siete nati, detti ai nonni a corso e amori, tra te di livelli pure si sono invecchiati. Tutto anda intorno in questo mondo corridori, si non verrà di zina, siamo ai purificati. Grazie. Grazie Pinuccio, come sono una gambata sa poesia, però vedo che Giovanni se la vuole leggere un'altra che è venuto dai bitti, dagli attesi, quindi ve la faremo leggere un'altra poesia. Ma non abbiamo su tempo un po' da parlare sul giro, ho finito su già due giro, da si legge due per ora, su tempo si è andato, è importante per una questione di ospitalità, una poesia che si fa leggere a Giovanni Villa, e poi però si prepara l'Andrea, Peppe Luiso e Pierfranco, e figli acabbiamo con isso. Saluto Giovanni, non le viene leggere, a stato giro, prego Giovanni Villa. Grazie, dato che siamo sempre in tema di Natale, volevo questo intitolata Bambino. Marito e Muzzena hanno fatto cammino, adinca arrivato su una Betlemme. Bussa, Catibusso, Ianna Bussenne e Giuseppe, che Maria de Continu, di Mannia, Naggettorio Cramenne, Caiavi, per una schire su bambino. Vina Sadinco, Tanna Pietatos, Losanen, d'un'istalla posentatos. Una grutta che Luca ornamento che mostraia su cammina sazzente. Per arrivare da Gesù Onnipotente, Giacometta, li sospia s'aposento. Come era scritto, er dai mami innocente, su brutto e su disegno prosentento, a dare amore a su umana persona, cade Dio, siamo tutto che in ragione. Pusti nascitti in panno imbolecato, lu corchesini, che impazzi in sappica, da esaleno, che è entrata con sa vita, che risponnesi tabo e puleddu, giudizio e su Signore su nenneddu, ponenne lo sen eterno e corcato. Lumpesini, pastore scamprecato, Zanaschetti su santo pizzinneddo. Regnante, s'arrivesin da oriente, si chinne su sinzale lucoroso, viaggiante, spruide su dizzoso, giudizio e su Dio onnipotente, incenso, mirra oro, donor derese, borresi, che in amore co sostrese, a soscale, gli storrei tassamente, su Erode, l'assassino prepotente. Giuseppe, pesatinne dai corcato, intro e notte, ma me fizzo tilea, ascolta la questa missiva mea, l'inesi sanzelu dai che l'inviato, migrante su un partito, scasarbatto, che ria Gesù su dai cussa pelea, dai Palestina, partita s'Egitto, su di sterro pietoso addolorito, in suo disegno de Dio esti scritto, precate, su Natale che er divino, santificanne la Gesù bambino. Grazie. Come quindi Andrea Viga, nos accompagna qui terra, e a Pierfrancesco. Tanto come posso salutare, paghiamo su tre boche del Badusado e poi ho fatto una preghiera di Gheglia Deo, cantata le ambie. Poi vi ripiego.
voglia di pregare, prendo la chitarra e vi faccio questo canto. Si intitola A Maria Reina, cioè questa canzone che tocchi tutti i cuori di quella gente che sta facendo la guerra e della gente malata che possano guarire e la guerra possa cessare. Un augurio a tutti voi. Grazie Andrea, una bella canzone, complimenti, cantata bene, meta. Bene, noi siamo arrivati a Salvine, quasi un di piacere, devo lasciare. Ringrazio tutti i poeti che sono venuti a leggere questa poesia, e tutti gli artisti che hanno cantato e suonato. Come vogliamo la direttrice di questo istituto che si chiama Giovanna Baralla. Un applauso a Giovanna. Benissimo, non avevamo dubbi che la serata sarebbe andata molto bene, grazie infinite, grazie da parte mia ma soprattutto da parte dei residenti di questa struttura. Come dicevo anche l'altra volta, che è stata seguita perché la tradizione è tradizione e quindi ci prende sempre da dentro, insomma, e quindi la partecipazione mi è sembrata abbastanza gradita, insomma, quindi grazie a tutti, grazie, veramente grazie. Grazie a Mario che lui è il gancio che ci dà sempre l'opportunità di avervi qua presenti e di farci trascorrere veramente una serata spensierata, coinvolgente, emozionante, veramente, ne avrei anche tanti altri di aggettivi da aggiungere. Quindi grazie mille, vi auguro un sereno Natale, buone feste a tutti, da parte loro, da parte mia, e speriamo di rivederci presto, quello è un po' l'augurio che ci facciamo, perché penso che stiamo bene noi, ma credo anche voi, quindi insomma è reciproca la cosa. Quindi grazie veramente. Ciao, grazie, augurone di nuovo. Grazie Giovanna. Ma qua non ti ricambi manco questa volta, dai, vieni nella tua parola. Un applauso sul sindaco Rossi. Tua parola di confusa. Buonasera a tutti. Ma io mi associo alle cose che ha detto Giovanna, perché davvero quello che voi state facendo, venire qui e
far passare una serata come quella che voi fate a questi anziani è veramente una cosa molto bella, dal profondo del cuore. Complimenti. Grazie Pasquale. E non pare vero, invece su l'iso fino a danno se gioia non sono fatto pure bianche ragazzi, Giovanni. E deve sentire pure la dolore, salutare. Dio ne so, me contenta sempre di essere in noghe ed è a tiro un pago di serenità e di gioia. E grazie a quei poeti che non sigini, a suo cantante che non sigini, sempre con entusiasmo. Io mi emoziono, da voi mi il pezzo, veramente lo sapisco loro. Grazie e buon Natale e le pellicole sicuramente che ti battono, è sicuro. Queria andare a casa Gianni. Sì, io volevo approfittare l'occasione per ringraziare tutti quanti, augurare un buon 2024, buon Natale, ma soprattutto dire che io e Massimo siamo stati contenti e orgogliosi di far parte quest'anno di Ala Silburgo, no? È stata una bella cosa e tra l'altro facendo i complimenti a tutti quanti noi, tutti quelli che hanno partecipato, voglio fare i complimenti a questo signore qua, a Marietto, sia per l'entusiasmo che ci mette per tutta l'organizzazione, fare tutto quanto, ma soprattutto una cosa che mi piace lui è quel che si emoziona. E credetemi, non è una cosa scontata, perché l'emozione è quella cosa che ti fa smuovere dentro, no? Che ti dà quei stimoli giusti per andare avanti. Quindi continua così Mario. Grazie. L'emozione è il motore della vita, che l'emozione ha solo mosse. Noi siamo un'associazione culturale che siamo diventati una famiglia, manna. A Bennaggio l'ultimo già Chimbano di vita e in Chimbano abbiamo creato una famiglia manna di poeti, di artisti che cantano sulle disabili. La dimostrazione che di Giovanni Villa è venuto dai beat, poi si legge, poi c'è un paragone tutto serio. Bene, ed è una risultata parola, auguri a tutti, buon Natale.